Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Grazie. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia sul campo dell'Empoli. Sono contento per questo primo tempo, che ci ha visti approcciare davvero bene, andare sul doppio vantaggio, riuscire anche a trovare il terzo gol. In una semifinale d'andata questo ti permette di arrivare al match di ritorno con l'obiettivo di non fare danni. In questo momento stiamo bene, i ragazzi hanno grande concretezza, dobbiamo sfruttare l'entusiasmo che si è creato. Il calcio è molto imprevedibile, molto strano, bisogna rimanere sul pezzo anche nella partita di ritorno. Hai creato un entusiasmo pazzesco, tanti cori per te, ma tu predichi calma. C'è ancora la gara di ritorno, nulla è ancora deciso. Siamo in vantaggio, ma è tutto ancora da giocare e da scrivere. Poi la concretezza di Orsolini e i gol di Dallinga mi fanno felici. La squadra sta trovando anche grande compattezza, ora non subiamo gol, quindi è una giornata positiva, bella. Sono contento anche per tutta la gente che ci ha accompagnato oggi. L'invasione dei tifosi a Casteldebole ci ha permesso di approcciare in questa maniera oggi. Può essere la partita della svolta per Dallinga? Io l'avevo detto, l'avevo visto molto bene già nel secondo tempo a Venezia. Si era mosso bene, era entrato nell'azione del gol. E anche oggi molto bene. Ha fatto un grandissimo gol ed è stato bravissimo ad accompagnare l'azione sul 3-0. Per me ha fatto una grande partita. Sapete benissimo che quando un centravanti fa gol guadagna autostima e per noi è importante averlo sorridente. Il Bologna gioca il calcio più bello dell'Italia? Non lo so perché ci sono tante squadre che in Serie A giocano un grande calcio, si esprimono bene, vincono sempre, anche partite con grande facilità, soprattutto quelle davanti. Noi stiamo sfruttando questo periodo in cui stiamo bene e otteniamo i risultati, lavoriamo bene, con grandi sorrisi. Abbiamo ancora questa semifinale di ritorno, non dobbiamo mollare. Se manteniamo questo atteggiamento possiamo toglierci ancora qualche bella soddisfazione, non dobbiamo abbassare la guardia. Sul 3-0 ti sei arrabbiato per una ripartenza sbagliato. È anche questa la vostra forza? Credo sia giusto così perché mancavano 15 minuti di questa partita e altri 90 della prossima. Può accadere di tutto. Su quella palla loro sono ripartiti e si è pure fatto male Calabria. Bisogna mantenere alta l'attenzione sempre perché ci giochiamo tanto. Si avvicina la tua quarta finale in 2 anni solari. Come lo commenti? Speriamo. Cercheremo di fare un'altra grande prestazione al ritorno. Abbiamo questo grande vantaggio, con la possibilità di scendere in campo con 3 gol di vantaggio. Proveremo a sfruttare tutto ciò che serve e ci giocheremo le nostre carte. Cercheremo di sfruttare questo vantaggio. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Sei d'accordo con lui? O no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!